auto che potrebbe essere finita nel lago Le Bandie di Spresiano con a bordo una cinquantenne veneziana decisa un gesto estremo. I documenti trovati a riva nei video della zona, i giri della vettura, ma non il santo fatale sconvolto il patron Remo Mosole. Sono accusati di aver fatto sparire medicinali salvavita dalla farmacia dell'ospedale di Treviso per rivenderli a prezzo maggiorato al mercato dei paesi esteri come la Russia. Indagati 5 dipendenti dell'ULSS-2, 72enne trovata senza vita in strada a Farra dal Pago. Il corpo presentava diverse ferite. Indagini dei carabinieri a 360 gradi disposta all'autopsia. L'anziana soffriva di demenza. Furto in pieno giorno ieri mattina in un'abitazione a Curogna, frazione di Pederoba. I ladri sono entrati nella villetta sfondando il portone d'entrata e devastando la casa alla rabbia della vittima. Zaia conferma l'asse con Salvini, replica Gaspar dicendo mi sfamerò, nuove tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega nel mirino dei meloniani, le frasi attribuite a Conte dal quotidiano Il Foglio. Intanto proprio la Lega con il consigliere Pan presenta una proposta di legge per istituire lo Ius Veneti, corsi di lingua e tradizioni a scuola ma anche eventi per giovani italiani e stranieri. Sport, il rugby, domani sera a Monigo il Benettona, la sfida decisiva per restare in Champions Cup. Coach Bortolami e il suo staff hanno delineato la formazione per dare battaglia contro i francesi della Rochelle. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura lo avete sentito dai nostri titoli, è stata una giornata di mobilitazione al lago Le Bandie a Spresiano dove si cerca il corpo di una donna veneziana e la sua auto. Si sospetta il gesto estremo anche se restano diversi aspetti da chiarire. La macchina si sarebbe immersa ieri sera, al momento le ricerche hanno dato esito negativo e riprenderanno infatti domani. Si esclude il coinvolgimento di terze persone. Christian Arboet. Hanno scandagliato a pettine, così nel gergo, le acque gelide del lago Le Bandie per ore i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati in questo angolo di Spresiano da Venezia e Vicenza in supporto ai colleghi trevigiani. Una giornata di mobilitazione per quello che resta un episodio ancora da chiarire nel dettaglio, anche se l'ipotesi principale è quella di un gesto estremo. Questa anche la convinzione dei carabinieri sul posto fin dal primo mattino. L'allarme parte quando sul lungolago vengono trovati alcuni documenti e delle coperte. Ci sono anche dei segni di pneumatici che puntano dritto verso lo specchio d'acqua, qui dove un tempo c'era una cava. Gli effetti personali rimandano a una donna residente nell'Interland veneziano, classe 1963, che risulta fin da subito irreperibile. Vengono avvisati i familiari. L'area è di proprietà di Remo Mosole, anche lui arrivato sul posto. Questi sono dispiaceri che a me mi fa un po' male. Dalle nostre telecamere sembra che avesse dei problemi, ma non lo so, io non lo so. Sembra che dalle 6 ieri sera che ha cominciato a viaggiare avanti e indietro non sapeva mai dove buttarsi, cosa fare, cosa non fare. Sembra che ha deciso verso le 11 e mezza, non so io quanto, ha deciso di buttarsi. Lei non voleva farsi trovare, bastava non lasciarsi i documenti sulla riva, sull'asfalto, la coperta, la carta d'identità, cosa come voleva che uno la trovassi, perché so chi sapeva chi è sotto. È chiaro che si pensa ad un gesto estremo e questo fa sicuramente male. Ma della macchina non c'è traccia, sarebbe a una profondità di circa 25 metri, le acque sono torbide, la visibilità limitatissima, anche per questo con il calare della sera le ricerche vengono sospese, non si esclude possa arrivare un robot dai vigili del fuoco della Lombardia. La donna avrebbe inviato un messaggio di addio alla sorella, ma il mancato ritrovamento sia dell'auto che del corpo lascia accesa una flebilissima speranza, magari di un ripensamento. I carabinieri escludono il coinvolgimento di terzi, in attesa che ripartano le ricerche. Sono accusati di aver fatto sparire medicinali salvavita dalla farmacia ospedaliera di Treviso per rivenderli a prezzo maggiorato al mercato dei paesi esteri. Indagati 5 dipendenti dell'ULSS-2. I conti che non tornano, i farmaci che non si trovano. Centinaia di scatole di medicinali antitumorali dal valore fino ai 10.000 euro ciascuna sparite dal magazzino della farmacia ospedaliera di Treviso. Indagine risalente al 2021 che conta 5 indagati, il direttore dell'epoca della farmacia e altri collaboratori stretti. Un furto da 320.000 euro. L'inchiesta, partita dopo la denuncia da parte dell'ULSS-2 riguardante delle irregolarità nella conservazione dei medicinali nelle farmacie ospedaliere di Oderzo e
Salvatore Treviso. Dopo un primo controllo dei NAS nell'estate 2021 nel laboratorio galenico del capoluogo e nelle rispettive farmacie. Proprio durante i controlli la segnalazione ai militari da parte dell'azienda sanitaria: alcuni farmaci salvavita erano spariti. Allarme che ha fatto scattare nell'immediato la perquisizione dei NAS. A mancare un centinaio di scatole, trovate alcune conservate nell'armadietto dell'ufficio del direttore della farmacia e altre 69 dentro un sacchetto consegnato spontaneamente ai militari da una magazziniera. 320.000 euro il valore dei farmaci salvavita destinati alla vendita al mercato nero estero ad un prezzo molto più alto, probabilmente diretti anche in Russia. Ma l'ammontare del danno economico per la struttura sanitaria della Marca è rilevante e ancora in via di quantificazione. Indagini ancora in corso. Sulla vicenda l'azienda sanitaria che aveva fatto partire la denuncia non rilascia alcuna dichiarazione, ma fa sapere che sta fornendo la massima collaborazione agli inquirenti al fine di ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti. La cronaca: furto in pieno giorno ieri mattina in un'abitazione a Curogna, frazione di Pederoba. Sono entrati i ladri nella villetta sfondando il portone. Vediamo. Hanno tolta tutta. È entrata così la banda di ladri che ha preso di mira questa villetta del borgo di Curogna, frazione del comune di Pederoba. E quello che fa pensare è la spregiudicatezza dei banditi che hanno agito in piena luce poco prima di mezzogiorno, come ci racconta Katia, la padrona di casa, ancora turbata da non voler essere ripresa in volto. Una vicina di casa mi ha mandato un messaggio dicendomi che ha visto una macchina fuori dalla casa nostra con 3 tipi strani, a suo avviso loschi, e mi ha detto: guarda, ti avviso, perché non mi piacevano, avevano delle facce che non mi piacevano. L'auto era un'auto nuova, una macchina nuova, una Golf nuova, quindi sì, lei ha visto i personaggi, insomma, che non le piacevano, al che io sono tornata a casa alle 11:30 del mattino e ho trovato la porta di casa sfondata. Questo è proprio, ho chiamato mio marito perché avevo paura ad entrare più che altro. Una volta dentro i ladri hanno messo a sottosquadro tutto. Sono andati su sulle camere, adesso ho sistemato tutto, hanno tirato fuori tutti i cassetti in cerca di oro e soldi. E portato via? Orecchini d'oro miei, basta, perché soldi non ne teniamo. Un bottino modesto a fronte di danni ingenti al portone, oggi tenuto in piedi da queste tavole avvitate al muro, ma soprattutto allo sgomento per aver visto la propria casa violata. È una sensazione veramente brutta, perché si sente che la tua privacy, la tua parte più personale viene violata, quindi è questa la sensazione brutta del tuo spazio di sicurezza, di intimità, e quindi questa è la sensazione, proprio una violazione della tua intimità. Una violazione durata una decina di minuti, ripresa da questa telecamera e probabilmente disturbata dalla vicina di casa e sospettita dei movimenti. Il gesto che appunto questa ragazza ha avuto nei miei confronti non è stato un gesto di invasione, è stata solidarietà. Il suo gesto io l'ho apprezzato tantissimo. Un controllo del vicinato che per il sindaco Marco Turato deve diventare coscienza civica di tutti. La solidarietà tra vicini di casa, come si dice, è fondamentale anche in questi casi. Si stiamo attenti a quello che è la nostra proprietà, ma tenendo d'occhio anche i nostri vicini di casa. Erano stati condannati a oltre 1 anno di reclusione dal Tribunale di Treviso, che aveva anche disposto nei loro confronti 3 cittadini albanesi di 33, 25 e 19 anni l'espulsione dal territorio nazionale. I 3 irregolari sul territorio lo scorso novembre erano stati arrestati per un furto messo a segno a Vedelago che aveva fruttato oltre 1.500 euro. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto l'accompagnamento alla frontiera dei 3 uomini albanesi che ieri sono stati dunque presi in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione, che li hanno accompagnati alla frontiera aerea di Treviso, dove sono stati imbarcati su un volo con destinazione Tirana. Salgono così a 4 gli accompagnamenti coattivi alla frontiera disposte nelle ultime settimane dalla questura di Treviso. Trovato alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata sospesa da 4 anni per consumo di alcol e droghe, fermato dalla polizia locale. Quando l'hanno fermato, prima ha detto di aver dimenticato i documenti a casa e poi ha pensato bene di fornire le generalità del fratello. Ma alla pattuglia della polizia locale di Treviso non è sfuggito l'atteggiamento un po' nervoso del 40enne di Scorzè, fatto accostare durante dei controlli di routine effettuati nei giorni scorsi lungo la trevigiana strada Ovest.
Così accertamenti più approfonditi non solo hanno fatto emergere che i dati non erano i suoi ma appunto del fratello maggiore con patente peraltro regolare, ma che la sua gli era stata ritirata 4 anni fa per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti. Patente poi sospesa a tempo indeterminato considerando che l'uomo non era più riuscito a passare i test psicofisici della commissione medica distrettuale. A quel punto il quarantenne è stato quindi denunciato per false generalità, multato per guida senza patente ed è tornato a casa senza l'auto, sequestrata e portata via con il carro attrezzi. I vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti nel primo pomeriggio in soccorso a 2 persone disabili rimaste incastrate all'interno della loro auto finita contro il guardrail dopo essere uscita di strada. L'intervento verso le 14:30 lungo la provinciale che da Oderzo porta verso Pordenone nel territorio di Mansuè. Sul posto anche l'elicottero del SUEM e un'ambulanza che hanno provveduto al trasporto dei feriti seppur lievi all'ospedale di Oderzo. Il traffico è stato rallentato fino alle 16 per permettere oltre al soccorso dei feriti, la rimozione del mezzo e i rilievi da parte dei carabinieri. La Regione del Veneto condannata a pagare i danni subiti da un automobilista di Preganziol che nel 2021 si era scontrato contro un grosso cervo che era piombato improvvisamente sulla strada a Borca di Cadore. Era il 28 febbraio 2021, un 58enne di Preganziolo al volante della sua auto stava percorrendo la statale 51 a Lemagna quando all'altezza di Borca di Cadore all'improvviso si era visto attraversare la strada da un grosso cervo che era finito contro la vettura. Nell'impatto il mezzo aveva riportato diversi danni quantificati in circa 5.300 euro. L'uomo, vista l'assenza in quel tratto di strada di segnali di pericolo, di possibile attraversamento di animali e di recinzione che potesse impedire a bestie selvatiche di invadere la carreggiata, aveva deciso di rivolgersi alla Regione Veneto quale proprietaria della fauna selvatica locale, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti. Inizialmente la Regione aveva escluso proprie responsabilità, specificando di non avere alcun controllo sulla fauna selvatica e che l'evento doveva ricondursi, a suo dire, ad un caso fortuito. A quel punto il 58enne aveva intrapreso una causa civile contro la Regione fino all'epilogo di queste ore con il Tribunale Ordinario di Venezia che ha condannato l'ente regionale a pagare il risarcimento di tutti i danni subiti. Certo non si può parlare di caso fortuito, anzi proprio l'abilità del conducente del mezzo coinvolto ha permesso che non si determinassero dei pregiudizi che potevano essere ben più gravi, se non addirittura tragici. La sentenza del Tribunale di Venezia conferma quel consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, per cui in questo caso la Regione Veneto è proprietaria della fauna selvatica e deve predisporre, in ottemperanza alla normativa vigente, tutti quegli accorgimenti al fine di evitare incidenti stradali come questo. Sta creando sempre più confusione e preoccupazione tra i pazienti che assumono certi farmaci il rischio di incorrere in sanzioni. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada servono deroghe scritte, la richiesta dell'Ordine dei Medici. La preoccupazione per quanto riguarda tutti quanti i pazienti che utilizzano farmaci psicotropi, sia antidepressivi sia benzodiazepine, è reale. Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leoni, conferma le preoccupazioni già evidenziate da Farmacie Unite relativamente a pazienti che assumono ansiolitici, antidepressivi, antistaminici e antiepilettici, farmaci che potrebbero condizionare gli esiti dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. La preoccupazione soprattutto per i farmaci anticrisi, che sarebbero poi quelli per l'epilessia, che sono utilizzati da pazienti che hanno delle situazioni cliniche assolutamente normali, ma che possono avere poi riscontro di queste sostanze quando si fa un test salivare, un esame di quelli che sono utilizzati nel codice della strada. A fare la differenza rispetto alla precedente normativa, una frase in particolare. La grande modifica data dall'introduzione del nuovo codice della strada è l'eliminazione di una frase: sotto l'effetto delle sostanze psicotrope. Viene quindi considerata la presenza delle sostanze psicotrope e non l'effetto clinico, cioè l'alterazione dello stato. I medici ritengono concreto il rischio che alcuni pazienti costretti ad utilizzare l'auto per lavoro decidano di sospendere l'assunzione di questi medicinali. Se è necessario per lui usare dei farmaci, per esempio antiepilettici,
o degli antidepressivi, diciamo, lui alla fine ha un dilemma, una scelta molto pesante se prendere i farmaci oppure andare a lavorare o rischiare, e questo deve essere assolutamente evitato. Un tema che è stato portato all'attenzione del Ministero della Salute per l'istituzione di un tavolo di confronto. La possibilità per tutti quanti i pazienti, anche coloro che usufruiscono della cannabis, di avere delle deroghe che devono essere chiare e riconosciute per quanto riguarda quelli che sono poi gli esami fatti dalla pubblica sicurezza. La politica ora regionali nel giorno in cui Zaia conferma l'asse con Salvini, replica Gasparri dicendo mi sfamerò, si registrano nuove tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega nel mirino dei meloniani, le frasi attribuite a Conte dal quotidiano Il Foglio, gli alleati definiti famelici, impreparati e perdenti. Presidente, qui si parla di futuro, di progetti futuri, continuerà a occuparsene lei? Di cosa? Della regione, della sua economia, anche di questo settore. Mi sfamerò. Una battuta fulminea, ma rivelatrice, quella che Luca Zaia fa a margine della presentazione di Vicenza Oro e che segue a quell'espressione sfameremo Zaia usata dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che tanti mal di pancia interni ha creato a meno di 24 ore dal Consiglio federale che ha segnato l'asse tra Salvini e il governatore del Veneto, e quest'ultimo a rompere il silenzio del post riunione. È stato un incontro assolutamente tranquillo e più che intesa, c'è una comunanza di visioni rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro di questa regione. Il segretario, ma unanimemente tutto il Consiglio federale, ha deciso che si vada avanti verso la direzione di discutere all'interno della maggioranza per avere la candidatura in Veneto. Insomma, la linea è tracciata, il doppio nodo su terzo mandato e presidenza alla Lega a questo punto dovrà essere sciolto dai leader. Noi oggi confermiamo che il segretario Salvini parlerà con la Meloni, io non ho altro da aggiungere. Quanto a eventuali ripercussioni di uno strappo in Veneto sull'alleanza di governo, Zaia da Vicenza frena. Ho l'impressione che noi mettiamo sempre troppo il carro davanti ai buoi, disegniamo anche degli scenari che poi magari non sono neanche reali. Concretamente noi partiamo da un punto di partenza, una buona amministrazione che ha governato per 14 anni in questa regione, e penso che non sia imprescindibile la volontà dei veneti. La Lega prova a vendere cara la pelle, dice l'Azzurro, Flavio Tosi, via Repubblica. Zaia non ha chance. Il concetto, se non ci sarà un candidato presidente di Fratelli d'Italia, ci sarò io, fa intendere senza tanti giri di parole, ma lo scontro è strisciante. Questo è il post del coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo, con su scritto il famelico De Carlo, sullo sfondo l'articolo del Foglio dove si attribuisce al leghista Mario Conte una descrizione impietosa degli alleati definiti come famelici, impreparati, perdenti, ma il partito della Premier nelle dichiarazioni ufficiali resta cautissimo. Penso che faccia parte anche del gioco delle parti in questo momento mostrare un po' i muscoli, nessuno vuole mettere in dubbio lo straordinario consenso che Luca Zaia ha saputo costruire attorno a sé. Allo stesso tempo penso che un partito come Fratelli d'Italia che abbia tutto il diritto sacrosanto di poter sedersi al tavolo, esprimendo una classe dirigente assolutamente all'altezza per raccogliere la sfida del dopo Zaia. Il consigliere della Lega, Panna, ha depositato il progetto di legge per l'istituzione dello Ius Veneti. Tuteliamo e valorizziamo la nostra identità, ha spiegato l'esponente del Carroccio. È un modo nuovo di porre un'attenzione anche a chi viene da fuori e che comunque li aiuti a inserirsi nel vero contesto sociale, nella vera realtà che adesso vivono. Queste le motivazioni che hanno spinto il consigliere regionale Giuseppe Panna a depositare una proposta di legge per l'istituzione dello Ius Veneti, una nuova forma di cittadinanza culturale radicata nelle tradizioni, nei costumi e nella storia del Veneto. Un progetto rivolto soprattutto ai giovani e ai cittadini stranieri che arrivano nel nostro territorio per vivere e lavorare. Sia giusto che venga inserito nei programmi scolastici, che venga inserito nei programmi delle associazioni, nei programmi anche delle amministrazioni comunali, una parte di quella che è la nostra storia, la nostra identità della Repubblica Veneta, la nostra bandiera, la nostra lingua, che è poi anche declinata nelle varie province, ma anche l'enogastronomia. È una maniera per aiutare a questi nuovi cittadini che si affacceranno a essere nostri concittadini, che sono già nostri concittadini, ma anche gli stessi giovani delle nuove generazioni Z, chiamiamole così, far capire che la nostra cultura, la nostra identità arriva da lontano.
Con questa legge, aggiunge Pan, vogliamo anche sostenere tutte quelle iniziative che mirano a diffondere la conoscenza della cultura veneta, dalle scuole alle università fino agli eventi pubblici in collaborazione con enti locali, associazioni culturali e scuole alberghiere. L'idea del consigliere regionale si allarga anche alla possibilità di certificare le conoscenze acquisite. Che può essere comunque con un diploma certificata che può aiutare, può essere inserito come nuovo cittadino all'interno del nostro contesto sociale. Bisogna seguire dei corsi che possono essere sviluppati dalle nostre scuole, dalle nostre associazioni, dai nostri comuni e che possono comunque aiutare a chi è appena anche arrivato comunque a capire cosa dice magari una persona in Veneto, cos'è il Veneto, cos'è la storia, qual è il territorio che ti sta ospitando. L'auspicio di Pan è che anche altre regioni prendano spunto dal Veneto per dar vita ad iniziative simili. Può essere un aiuto a integrare comunque e a trovare una forma di integrazione vera che poi può sfociare sicuramente una cittadinanza che però la dà lo Stato, la dà gli organi che devono darla, che però aiuta a far capire che effettivamente la vera integrazione passa attraverso la conoscenza e la conoscenza della storia. Nuove indicazioni nazionali per le scuole. Le idee del ministro dell'istruzione Valditara stanno facendo discutere nei ragazzi, non sembrano trovare appiglio. L'Associazione Nazionale dei Presidi dice serve una scuola che pensi ai bambini del futuro. Far imparare a memoria le poesie come una volta, il latino opzionale alle medie, la storia concentrata sui popoli italici e l'Occidente e lo studio in qualche forma da definire della Bibbia. Stanno facendo discutere le idee sulle nuove indicazioni nazionali per le scuole previste per il 2026 e diffuse in un'intervista dal ministro dell'istruzione Valditara. Penso che il latino alle medie sia un po' sbagliato come idea e che come abilità siano più giuste da insegnare alle superiori perché bisogna essere anche un po' più maturi. Penso che il latino possa andare anche bene dal punto di vista pratico, studiano talmente poco che con l'appiattimento dell'istruzione tutti vengono promossi, non c'è più la selezione, credo che sia una scuola che non abbia destino. Penso che forse il latino alle medie sia ancora prematuro, secondo me, così come lo studio solo della cultura occidentale. La Bibbia a scuola è bene che la parte, come dire, storica della Bibbia la conoscano, la parte di nozioni, perché poi quando vanno un po' più avanti ogni tanto ti trovi a dover spiegare delle cose che almeno alla generazione mia erano così scontate, conosciute. Studiare la Bibbia potrebbe essere giusto, ma bisogna dare spazio alle altre materie soprattutto. E quindi magari è più giusto fare più materie umanistiche al posto della Bibbia. Deve essere una cosa facoltativa, siamo uno stato laico, quindi ognuno deve scegliere che cosa vuole studiare. Noi siamo il risultato di tante culture e soprattutto di tante storie. E quindi non sono d'accordo sulla cultura orientata soltanto verso l'Occidente, assolutamente no. Per me non ha senso, perché in realtà l'istruzione è basilare per i poveri ragazzi, quindi levargli proprio la base, soprattutto la geografia e tutto il resto no. Sì all'allenamento della memoria, no a un insegnamento che poco si adatta ai bisogni educativi dei ragazzi di oggi. Una scuola che guarda avanti, oltre i confini e non indietro, l'idea e l'auspicio di professori e dell'Associazione Nazionale dei Presidi. La centralità dell'Europa può esserci, perché alla fin fine noi facciamo i conti sempre con la storia europea. Basterebbe non fosse spiegata in termini troppo, italocentrici. Una riforma andrebbe collegata ad una visione strategica di come pensiamo sarà il mondo fra 20-30 anni, cosa che io non vedo. Cioè serve un'idea di futuro possibile per dire vediamo di dotare i cittadini del futuro degli strumenti culturali ma coerenti con il mondo in cui presumibilmente si troveranno immersi. La scuola, secondo me, avrebbe un compito, quello di educare alla curiosità nei confronti degli altri. Ma si può essere curiosi degli altri anche, soprattutto, sapendo cosa si è. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta la pagina sportiva, ora domani sera a Monigo il Benetton alla sfida decisiva per restare in Champions Cup.
Noi le approcciamo come tutte le partite, insomma, scendiamo in campo per vincere e quello è l'obiettivo primario, poi ovviamente per come va la partita è sempre dettato dal campo. Hai voglia a pensare che sia una partita come le altre. Quella contro la Rochelle a Monigo è uno spareggio vero e proprio, un dentro o fuori. E dentro potrebbe significare agguantare gli ottavi di Champions Cup, impresa mai riuscita a una squadra italiana. L'attesa sta per finire, i leoni biancoverdi sono pronti anche a battere la mala sorte che contro Bristol si è incarnata in un fischio arbitrale dubbio che per molti grida ancora vendetta. Ma l'atteggiamento del Benetton è quello di chi non cerca alibi. Il bicchiere diciamo che è mezzo pieno secondo me, perché insomma abbiamo portato a casa 2 punti e ce la siamo giocata fino all'ultimo, e quella meta data magari è un 50-50 che però è derivata tutto da magari difese sbagliate che ci hanno portato appunto a essere lì col risultato fino alla fine della partita. Coach Bortolami deve far fronte ad alcuni infortuni e non potrà utilizzare Mirko Spagnolo alla seconda delle 5 giornate di squalifica. Da estremo ecco la conferma di Rhino Smith. Un cambiamento nel triangolo allargato, come ala sinistra spazio per Matt Gallagher, mentre Tommaso Menoncello viene spostato dalla destra. Al centro, insieme a Ignacio Brex, si posiziona Malakai Fekitoa. In mediana orchestra la mischia Alessandro Garbisi e da apertura c'è sempre Thomas Albornoz. Nel pack bianco-verde si osservano alcuni ritocchi. Il pilone sinistro è Thomas Gallo, il pilone destro sarà Simone Ferrari e a tallonare c'è Siu Amaile. In seconda linea ecco Nicolò Cannone, torna dal primo minuto e da capitano Elis Naiman. In terza linea i 2 flanker sono Alessandro Isacor e il confermato Manuel Zuliani. Chiude il pack come numero 8 ancora Lorenzo Cannone. Intanto, ultime ore per studiare l'avversario della sfida cruciale, contando sulla spinta dello straordinario tifo biancoverde. La Rochelle è una squadra fisica e pesante, i loro punti forti sono ovviamente gli avanti appunto, i drive, le mischie sono molto forti e quindi dovremo essere bravi in quello, e il fattore Monigo sarà sicuramente importante e ci aspettiamo un pubblico carico e che ci sostenga. E ora, come ogni venerdì, le previsioni per il weekend con il generale Iannicelli. Permane su di noi un'area di alte pressioni che dovrebbe garantire tempo stabile un po' su tutte le nostre zone per qualche giorno. Evidente sulla carta del tempo come c'è questa alta pressione, però è isolata. Cosa vuol dire? Non è alimentata e quindi tende ad esaurirsi. Comunque per ora è attiva. Le perturbazioni sono lontane. Quindi prevediamo per domani ancora tempo soleggiato. Per domenica ecco, qualcosa potrebbe scorrere sulle Alpi, quindi un aumento della copertura per nubi stratificate. Non sono previsti però fenomeni. Da lunedì ancora il tempo si ristabilizza ancora di più, quindi potremmo avere anche delle ore di sereno e dovrebbero accompagnarci fino a fine settimana, anche se c'è la possibilità con la permanenza appunto dell'alta pressione di foschia e anche qualche banco di nebbia. Da venerdì almeno le carte attuali mettono in evidenza un peggioramento, quindi con possibilità anche di pioggia. Il tempo cambierà e questo naturalmente lo confermeremo. I venti sono deboli ma con qualche rinforzo proprio su di noi da nord-est. Le temperature ancora sotto lo 0 per domani, 1-2 gradi, poi dovrebbero portarsi sopra lo 0 per diversi giorni. Le massime dai 5-6 gradi, 7 gradi fino ad arrivare intorno a lunedì e martedì forse oltre i 10 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Siamo ora alle notizie dal Bellunese. 72enne trovata senza vita a poche decine di metri da casa sua a Farradalpago. A fare la macabra scoperta stamattina intorno alle 7 alcuni residenti che hanno poi lanciato l'allarme. Alle 7 stamattina, ma c'era già tutta la gente, tutto. Era lì in mezzo alla strada. Il corpo senza vita di Fiorella Galleazzi, riverso a terra a poche decine di metri dalla sua casa, 66A di Buscole Alta, tra Farra e Sperta, è stato trovato nelle prime ore della mattinata da alcuni residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ho sentito quello che è successo, sono rimasto malissimo.
Mamma mia ragazzi. 72 anni, originaria di Torino, Fiorella Galleazzi da anni si era trasferita nel Pago e viveva nell'abitazione della madre, una piccola villetta a 2 piani, lo spazio esterno con una rimessa adiacente il cui basculante aperto restituisce scampoli di vita quotidiana. Cosa sia accaduto lo scorso notte è un mistero, subito si è pensato alla peggiore delle ipotesi, ma le indagini dei carabinieri e gli accertamenti medico-legali disposti dalla procura a breve dovrebbero chiarire la causa del decesso. I vicini sono increduli. La signora Fiorella era più che buona, non faceva del male a nessuno. E allora perché è successo questo? Un giallo al momento senza spiegazioni. Fiorella Galleazzi indossava una camicia da notte. Chi l'ha vista oramai priva di vita avrebbe riferito di avere scorto ecchimosi sul suo corpo, ma al momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono aperte e non escluderebbero anche circostanze imponderabili legate al deterioramento cognitivo di cui la donna pare soffrisse da qualche tempo. Come che mi diceva il genero, avevano la telecamera e loro stando laggiù vedevano tutti i movimenti. Quindi... Ieri sera alle 9 l'hanno vista, stava andando a letto. E dopo cosa è successo? Coordinati dalla procura stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo e della scientifica che stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Fiorella Galleazzi. Cordoglio e parole di vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco di Alpago, Alberto Peterle, a nome di tutta la comunità che conosceva Fiorella, donna generosa, pronta a donarsi al prossimo. Faceva l'infermiera. Andava anche con la macchina lei, prima di ammalarsi. Ancora la cronaca, truffa dell'incidente, vittima una 91enne di Cortina. Ci risiamo, la truffa dell'incidente ha fatto una nuova vittima martedì a Cortina. Una 91enne che vive da sola è stata raggirata da una finta avvocatessa che si è presentata alla porta della sua abitazione per ritirare la cauzione necessaria a liberare il proprio caro che aveva provocato un incidente. L'anziana ha consegnato alla donna ciò che aveva in casa, denaro, gioielli in oro e orologi per un ammontare di diverse migliaia di euro. Solo qualche ora più tardi, quando la 91enne ha visto rientrare a casa i propri cari, ha realizzato che nulla di quanto le era stato riferito rispondeva al vero. Immediata la denuncia dell'episodio ai carabinieri della compagnia di Cortina che con indagini lampo agevolate dalle immagini della videosorveglianza della zona sono riusciti a individuare la truffatrice, una 50enne di origini partenopee rintracciata in un bed and breakfast a Belluno. La perquisizione della stanza ha consentito di recuperare l'intera rifurtiva che è stata restituita all'anziana, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata. Non fidarsi delle apparenze, neanche quando qualcuno vi chiama al telefono e dice di essere un carabiniere. Agganciate la telefonata e chiamate il 112. È uno degli innumerevoli consigli che l'Arma provinciale sta diffondendo con ogni mezzo alla popolazione bellunese. Brochure, cartoni del latte, incontri e conferenze per aiutare soprattutto gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa. Messaggi rivolti alla terza età che debbono essere fatti propri una volta per tutte da familiari e amici di chi, pur vivendo una condizione di fragilità ma anche di relativo benessere, è la preda ideale di millantatori e malintenzionati. Non consegnate denaro o gioielli a nessuno per nessun motivo. Dobbiamo sfatare alcuni miti, che le persone che vengono fermate, portate in caserma o hanno degli incidenti stradali in qualche modo si possano risolvere i problemi pagando del denaro. Non è così, è una falsa informazione. Spiragli per il futuro della ceramica dolomite nata dalle ceneri di Ideal Standard grazie a una cordata di imprenditori veneti che oggi chiedono aiuto per proseguire il progetto di rilancio dello stabilimento avviato nel 2022 ieri a Roma. Intanto tavolo ministeriale al Mimit richiesto dall'unità di crisi della regione e dai sindacati presenti assieme al management dell'azienda e da Invitalia. Ad oggi, ha spiegato l'assessora veneta Mantovan, Ceramica Dolomite non ha ancora ripreso la produzione dopo la pausa natalizia, ma c'è l'intenzione di proseguire l'attività come dimostra il piano di rilancio. I prossimi approfondimenti si svolgeranno con il supporto del Ministero delle Imprese che entro le prossime settimane convocherà un nuovo incontro. E poco meno di una settimana fa la denuncia per i disservizi di Poste Italiane in Alpago. Oggi è il presidente della regola di Padola di Comelico Superiore a denunciare gravi disservizi che colpiscono da tempo tutta la vallata. Recapito della posta saltuario rallentato, distribuzione approssimativa della corrispondenza che talvolta viene depositata in un'unica cassetta senza distinzione dei destinatari, bollette e avvisi di scadenza consegnati fuori tempo massimo con relativi costi di mora a carico
carico degli utenti. Una situazione che non può più essere tollerata, scrive il presidente della Regola, che ha investito del problema politici e amministratori locali che, anche alla luce del silenzio del direttore di Poste Belluno, sollecitato ad intervenire, non ha mai risposto. Sanità provinciale mobilitata in vista della Coppa del Mondo di sci femminile che si terrà tra domani e domenica a Cortina. Siamo organizzati in maniera di poter anche provare quella che è poi l'assistenza sanitaria durante le Olimpiadi. 60 atleti per 650 persone di staff, oltre 8.000 spettatori. Sono questi i numeri della Coppa del Mondo di sci femminile che la Regina d'Ampezzo si prepara a ospitare nel fine settimana. Un vero e proprio stress test per la macchina sanitaria provinciale in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Giuseppe Dalben, commissario dell'ULS 1 Dolomiti, lo sa bene, il fronte dice è duplice. È un'assistenza sanitaria, quella di questi 2 giorni, che riguarda sia la pista, quindi gli atleti, le squadre, sia gli spettatori che partecipano appunto all'evento. Quindi un'assistenza sanitaria che va su due strade. E così lungo il tracciato ci saranno 10 postazioni, ciascuna con un medico, un infermiere, soccorritori, accompagnatori. Fuori dal tracciato una stazione medica e 5 squadre a piedi, 3 le ambulanze, 2 gli elicotteri. Attività di elisoccorso che serve nel momento in cui deve essere prelevato un atleta in pista che si è fatto male, e in questo senso si usa Falco, che è presente qui appunto alla base della pista. Poi, se siamo di fronte a traumi più importanti, il trasferimento in ospedale viene fatto grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, con l'elicottero della stessa. Coordinati in rete i 4 ospedali di Cortina e Pieve di Cadore per i traumi minori, Belluno e Treviso per le situazioni più critiche. Una prova generale quindi quando manca poco più di un anno alle Olimpiadi. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione. Subito dopo la sigla, come di consueto, le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e a tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.